Buona domenica a tutti. Vi leggo il Vangelo, tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gesù ancora una volta ci invita a seguirlo, ad andare dietro a lui. Seguire Gesù vuol dire diventare portatori sani di speranza, di una speranza che non è un rifugio per la disperazione, ma un percorso di vita per essere amore. Noi siamo chiamati a testimoniare in questo mondo deluso, illuso, ferito, che dopo il buio c'è sempre la luce. Nella seconda lettura Pietro ci invitava a fare questo con dolcezza e rispetto. Dolcezza verso l'uomo e la sua dignità, rispetto verso la diversità fantasiosa di un Dio che ama in modo unico ogni persona. Quanta fretta abbiamo di tornare alla normalità. Ma quale normalità? Quella di prima della pandemia? Era normalità, quella vita nella quale eravamo sempre in affanno, sacrificando sempre i valori più importanti per la pazzia di rincorrere successo, soldi, evasioni. È questa la speranza che siamo chiamati a custodire? È questa la speranza ragionevole? Noi siamo chiamati alla gioia e la speranza deve portarci alla gioia. Quanta gioia c'è nella nostra vita? No, non possiamo forse tornare a quella normalità. Sarà necessario, credo, reinventare una modalità sostenibile per una nuova normalità. La speranza non guarda indietro, si proietta con fiducia verso il futuro. La vita è ora, adesso, perché il futuro realizzabile per una dignità è ora, adesso. Comincia con i gesti di adesso. Gesù ci propone un percorso meraviglioso. Il brano del Vangelo iniziava con un se e poi specificava: se mi amate. Quindi Gesù interpella il cuore, la simpatia, la fiducia, l'amicizia. Voi non siete servi, ma amici, ha detto ai suoi discepoli e dice a ciascuno di noi. Noi non siamo servi di Dio, siamo amici di Dio, perché Lui ci ha resi suoi amici. Il cristiano, l'uomo, è amico di Dio. Questa, dice Gesù, è tutta la sintesi della legge e dei profeti. Quindi la proposta di Gesù è: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c'è da togliere e da aggiungere nulla. È piuttosto da sintetizzare, incanalare, convergere, unificare, portare a pienezza, non fare ma essere. L'amore non sono i gesti, servono anche quelli. L'amore è la disponibilità, una disponibilità come quella di Maria. Ecco, ho messo questa sera questa icona meravigliosa della Madre del Salvatore. Era la compatrona della parrocchia dei Santi Monica e Agostino quando ero a Bologna, dipinta da un monaco brasiliano che tiene fra le ginocchia Gesù, e se vedete il corpo di Gesù è fatto come un pane. Ecco, è tutto lì. Disponibilità. Gesù dice: se mi amate, osserverete, cioè osservare quello che Lui ha fatto, quello che Lui ha vissuto. È un continuo fare questo osservare. Fate anche voi come ho fatto io, dice Gesù, perché quando amerete voi sarete felici. Gesù dice ubbidisco, traduciamo aderisco.
Gesù dice: io obbedisco a Dio che è amore, che è Padre. L'obbedienza è aderire in modo libero a un amore che ci precede, andando e diventando amore, un amore che si dona. Gesù dice: fate anche voi così. Che bella che sarebbe la nostra vita se facessimo così. Proviamo a pensare, proviamo a immaginare un mondo dove c'è più rispetto, più condivisione. È vero, l'amore si impara solo amando. Lo si uccide quando vogliamo definirlo, farci le teologie sopra, codificarlo in leggi. Quando lo psicanalizziamo, solo se ami impari ad amare. Perché amare non è una teoria, non è una filosofia, non è una teologia, ma l'amore è sporcarsi le mani nella vita e nella fatica del fratello e della sorella, accogliendolo così com'è e amandolo com'è. Non è di chi ama dire all'altro quello che deve fare, ma è accogliere. Alleniamoci ad accoglierci vicendevolmente per quello che siamo. Parola magica: accogliere. Accogliere ogni uomo, ogni donna è un dono alla gioiosa fatica del donare e del ricevere. Gesù sa che non sarà facile e automatico tutto questo. È per quello che allora ci dice: vi manderò un altro consolatore, paraclito, consolatore, quello che consola, quello che fa vedere con occhi nuovi, con sentimenti nuovi, con cuore nuovo. Non vi lascio soli. Il consolatore che Gesù manderà, ci dice, sarà sempre con voi. E dove cercarlo questo consolatore se non nella vita, nei gesti, negli occhi, negli abbracci del fratello e della sorella che incontriamo? Perché il consolatore è l'amore, colui che fa vivere me, dice Gesù, fa vivere me nel Padre e voi in noi. Lo Spirito Santo ci insegnerà tutte queste cose e ce le farà comprendere, farà ricordare, cioè portare al cuore ciò che Gesù ha insegnato, perché viviamo felici. Infatti, cari amici, vivere è conoscere e riconoscere Dio in noi, nella nostra vita, il suo amore che dà vita al nostro vivere, perché vivere è lasciarsi amare. Ed ora concludiamo con il canto Ritornare per partire, che è stato l'inno ufficiale del 17° convegno nazionale dei catechisti dei canonici regolari lateranensi a Genova nel 1997. Ero lì a fare il viceparroco. Ritornare per partire verso dove non lo so, ma so soltanto che son qui con te, Signore. Ritornare per partire verso dove non lo so, ma so soltanto che son qui con te, Signore. Quanto buio attorno a me, quanto freddo dentro il cuore, senza senso questa vita dove andrà? Ho acceso la speranza, ho tracciato una strada, le tue braccia hai aperto, eccomi da te. Ritornare per partire verso dove non lo so, ma so soltanto che son qui con te, Signore. Ritornare per partire verso dove non lo so, ma so soltanto che son qui con te, Signore. Ora posso camminare nella strada della vita, com'è bello, com'è nuovo questo cuore, ma nessun mi fermerà, né dolore né viltà, nella luce dei tuoi occhi io vivrò. Ritornare per partire verso dove non lo so, ma so soltanto che son qui con te, Signore. Ritornare per partire verso dove non lo so, ma so soltanto che son qui con te, Signore. Son qui con te, Signore. Son qui con te, Signore.
Bene, può essere anche il tempo di ripartire. Stiamo con il Signore. Buona domenica a tutti.